credo sia un risultato importante che dia anche solidità alla sua squadra, al suo direttivo e che soprattutto sia importante per ripartire senza beghe, senza polemiche, ma per i risultati che la nostra gente richiede e che i nostri cittadini richiedono. Questo è quello di cui ci dobbiamo occupare. La Lega Padovana ha ora il compito di riunirsi e affrontare la prossima sfida che segnerà completamente il futuro del partito, ovvero la scelta tra 2 mesi del nuovo segretario nazionale veneto, ruolo che ora ricopre come commissario l'onorevole Alberto Stefani. Le settimane precedenti il congresso provinciale erano state caratterizzate dalle polemiche tra gli amministratori locali leghisti e l'ala salviniana che aveva sostenuto il nuovo segretario Nicola Pettenuzzo. Un risultato eccezionale invece per Nicola Pettenuzzo, perché c'è qualcuno che per settimane ha detto che aveva tutti i voti della base contro questa oligarchia che hanno inventato a livello giornalistico, invece alla fine la maggioranza dei militanti hanno votato Nicola Pettenuzzo, quindi una candidatura che è nata dalla vera base. Il fronte che sosteneva invece Michele Giraldo ha richiesto ieri sera un riconteggio dei voti per verificare le corrispondenze tra firme e schede. Alla fine il distacco è stato di appena 29 voti. Il risultato padovano è stato contestato dall'europarlamentare Tony Darè. Mi dicono che da Padova abbiano fatto 50 militanti l'ultima settimana, quindi il congresso è stato vinto per 29 voti dai salviniani, tanto per dire in maniera molto chiara, e questo ha creato ancora più irritazione e ancora più divisione su quelle che sono le due fazioni. Ora tutto si gioca per la segreteria regionale con Roberto Marcato che contende il ruolo attualmente di Stefani. Marcato che ieri in tarda serata era stato a sua volta critico sul voto della giornata. Resta la domanda: se non ci fossero stati i 50 militanti passati nelle ultime ore, se il risultato sarebbe stato lo stesso. Dopodiché, l'ho sempre detto, vinca l'uno, vinca l'altro, non c'è nessun problema, però sarebbe stato bello poter fare una campagna elettorale alla pari, cosa che non è stata. Che periodo si apre adesso per la Lega? Io spero che si apra finalmente un periodo di confronto dove non ci siano più le scelte pilotate dall'alto. Ci sarà un segretario, ci sarà un direttivo dove si potrà discutere finalmente, dove i militanti sapranno tutto quello che accade.